e comincia con il primo possesso della Pisana, che si trova al momento a 13 punti sopra gli squali biancoverdi. Lo scorso anno il campionato finì con il Cottini a più 10 dagli avversari, quindi situazione ribaltata nel giro di un anno. Adesso prova ad impostare da dietro la Pisana con il pallone giocato sulla sinistra, cambio di gioco, chiede palla a Massari, viene servito proprio sotto la nostra postazione, va dal numero 11 Schiavon che torna ad Massari. Ora pallone appoggiato all'indietro per il numero 10 Cecilia, che cerca ancora Massari, recupera, o almeno ci prova Pascucci, poi è Gallaccio però a recuperare del tutto, a giocarla in avanti per il compagno, il numero 10 Dorazio, che non riesce ad arrivare sulla sfera quando è già scoccato il primo minuto di gioco. Le ultime indicazioni ci dicevano di un Gem sul 3-3 e di un Atletico Fiumicino sull'1-0 a pari punti, quindi al momento con il Cottini. Ci prova adesso Schiavon, si fa vedere Cecilia che scambia ancora con il numero 11, arriva in pressione il giocatore in maglia verde, viene servito, poi in avanti Miozzi che prova a girarsi, Galassi senza difficoltà la gioca subito sulla destra, poi Gallaccio a ricevere, la porta avanti l'attaccante di casa, pallone ancora scaricato per il numero 15, vertice dell'area, si allarga Gallaccio, si guadagna un fallo laterale. Sicuramente con il tempo si farà sentire la differenza in campo numerica. Sono appunto due gli uomini che mancano alla Pisana per raggiungere quantomeno 8 titolari. Qui recupera Bruno, ci prova il numero 25. C'è il muro però della difesa della Pisana, allora Pascucci la rigioca ancora dentro per Dorazio che era riuscito a girarsi in un primo momento, è stato poi però fermato dalla retroguardia biancorossa che oggi si schiera però con una maglia blu. Qui recupera nel frattempo Pascucci, il numero 7, una serie di finte, se la porta sul destro, torna sul sinistro, Pascucci va giù all'interno dell'area di rigore, sarà solo calcio d'angolo per il Cottini, scusate. A battere, allora è pronto Gallaccio, ma proprio Gallaccio con il destro sul primo palo aveva provato a colpire Dorazio, appostato proprio sul palo, in qualche modo Filonardi se l'è cavata. Ci troviamo ancora in possesso palla per il Cottini, Vasselli che scarica a Bruno che va da Aquino, poi De Vecchis a ricevere sulla destra, gioca dentro per Dorazio, riesce a girarsi il numero 10, deve poi andare di sponda per Bruno che allarga brillantemente per Gallaccio, ottimo il controllo del numero 15 che rientra sul destro, la traversa, prima occasionissima del match per il Cottini. Non è finita però perché ci riprova De Vecchis, alla fine allontana Schiavon e la gioca in avanti verso il numero 4 Iannotta, fa fatica il terminale offensivo della Pisana. Manca anche il colonnello Di Pasquale questa sera in panchina per i biancorossi. Allora Pascucci, Bruno chiede palla ad Orazio, viene servito, riesce a girarsi sul sinistro nonostante l'opposizione dell'avversario, si inventa questo gol, il gol dell'1-0, il gol che al momento permetterebbe al Cottini di salvarsi, ma non è finita, siamo solo al quinto minuto. Dorazio 1-0. Rete sicuramente importante ai termini della salvezza. Non è però scritta ancora la parola fine sul match, ci proverà fino alla fine la Pisana, quantomeno ad onorare
la partita. Infatti qui Miozzi che riesce a girarsi, a servire a Massari un po' troppo largo, però il pallone è giocato per il numero 8 che deve defilarsi, si guadagna qui calcio di punizione. Dopo 5 minuti quindi riesce a sbloccare la partita il Cottini. Qui a Massari vuole giocarla subito all'indietro per il numero 11 Schiavon, rischia il tentativo poi da fuori del numero 4 Iannotta che viene murato. Gallaccio prova a far ripartire i biancoverdi, è buono il capovolgimento di fronte del Cottini, tenta addirittura il tiro Gallaccio, alla fine Filonardi dopo una deviazione manda in corner, è il secondo del match. E attenzione perché adesso Cottini potrebbe veramente approfittare di questi capovolgimenti di fronte per fare male. Qui De Vecchis scambia con Dorazio che va sul sinistro, ancora una volta il pallone si alza troppo sopra la traversa, ma il mancino del numero 10 è sempre pericoloso in questi primi minuti. Allora Schiavon prova a reagire la Pisana, che c'era anche riuscita in qualche modo prima con Ammassari, che si era prima guadagnato un calcio di punizione, poi l'ha battuto forse un po' troppo frettolosamente. Qui riesce a rientrare sul sinistro, ancora Ammassari aveva forse cercato una verticalizzazione che è stata però fermata. Servito ancora una volta il numero 8 in mezzo a due, riesce a passare Ammassari, la lascia ad un compagno, il tiro che tocca la traversa ed entra in rete, la pareggia la Pisana con il suo numero 15 Martinelli. È 1-1 qui all'Atletico 2000. Ci prova, come abbiamo detto, anche a ranghi ridotti la Pisana, che era riuscita anche con il Peperino a farsi valere. Poi lì c'era stato solamente un problema di orario che aveva permesso alla Pisana poi di schierarsi quantomeno al secondo tempo in 8 uomini. Sono riusciti infatti alla fine a vincere sul Peperino. Si ripete quindi a parti inverse quello che è successo all'andata. All'andata mancava un uomo al Cottini che era riuscito a pareggiarla 5-5, alla fine finì 7-5 per la Pisana, proprio come abbiamo detto per un fattore fisico che ha colpito il Cottini negli ultimi minuti, che ha giocato appunto per 50 minuti con l'uomo in meno. Bruno prova a scaricare, viene fermato, allora Schiavon. Finì 3-1 qui all'Atletico 2000 lo scorso anno per il Cottini. Pascucci va da De Vecchis che prova ad appoggiare per Gallaccio, palla sul sinistro, respinge la retroguardia della Pisana, ci arriva Iannotta, la tiene in campo il numero 4, poi prova un cambio di gioco su Ammassari che riesce a controllare eccellentemente, poi con il sinistro va dal numero 10 Cecilia, che sembrava averla persa in un primo momento, poi è riuscito comunque a servire Ammassari. Ottimo il cambio di gioco su Iannotta, buono lo stop di petto, affrontato però da De Vecchis, deve andare all'indietro per Martinelli, autore dell'1-1 della Pisana. Lo slalom di Martinelli, la toglie sulla riga dalla porta il numero 6 Vasselli. Ha rischiato tantissimo il Cottini, che adesso si riversa nella metà campo della Pisana con Dorazio fermato dal suo omologo Cecilia. Pericoloso il numero 15 Martinelli in questi minuti dopo il pareggio. Per poco non trova anche il gol della momentanea rimonta. Ora Pascucci, Vasselli, Aquino, Bruno, buono per Gallaccio, spazio il numero 15 che con il sinistro cerca il colpo da biliardo, per poco non la corregge in rete sul secondo palo Pascucci. Il risultato però è ancora di 1-1 quando siamo arrivati al 10° minuto di gioco. Non arrivano altre segnalazioni di modifiche del risultato. Qui Iannotta, è ottimo il suo controllo, non ottima la girata perché viene deviata da un difensore, dal numero 21 Aquino. Allora a battere il calcio d'angolo va la Pisana
Miozzi lascia proprio a Iannotta. Va il numero 4 che la gioca all'indietro per Schiavon. Non felice Miozzi della decisione di Schiavon, in effetti andare a saltare con 3 uomini, con 2 defezioni rispetto agli avversari non è certo il massimo. Lamentele quindi a punto di Miozzi. Stiamo rivedendo a parti invertite quello che era successo all'andata. Il Cottini si era presentato solamente in 7 uomini al Ciriaci, questa sera invece è la Pisana ad avere una doppia inferiorità numerica rispetto agli avversari. Allora Aquino con il destro allontana la retroguardia, anzi no, l'ha toccata proprio il numero 10 Dorazio per ultimo. Si riprende quindi dalla rimessa di Filonardi che la gioca su Martinelli, che la perde qui sul recupero di Pascucci, che poi in mezzo a 3 non riesce però a rendersi incisivo. Schiavon in slalom da solo si porta in avanti, la gioca per il numero 15, buono il pallone di prima per Iannotta che si è allargato, va poi per Miozzi, non riesce a controllare il numero 5, allora arriva allora Pascucci che la gioca per Dorazio, ancora il numero 10, l'abbiamo detto, pericoloso sempre quando si sposta palla sul sinistro, questa volta è un passaggio per Gallaccio che cerca ancora il tiro a giro, un'azione fotocopia di quella che si è stampata sulla traversa qualche minuto fa. Comunque ottima azione del Cottini. Qui sempre Miozzi a ricevere, a giocare per Cecilia, l'esterno verso Ruggero Ammassari che va da Schiavon, carica il destro, buono il cambio di gioco su Iannotta che prova ad arrivare sul fondo, le contiene molto bene De Vecchis, servito allora Pascucci che va da Bruno, un po' statico ora il Cottini, deve sicuramente accelerare se vuole trovare il varco giusto. Ancora un tiro di Gallaccio dalla distanza, sta approfittando poco, dobbiamo dire, della doppia superiorità numerica per ora la squadra di Filoso. Sembra mantenere bene il campo la Pisana che copre tutti gli spazi in maniera eccellente, siamo però solamente al 12°, bisognerà vedere poi quando i ragazzi di Pasquali saranno sulle gambe se riusciranno a tenere lo stesso risultato. Qui nel frattempo la verticalizzazione per Miozzi che per poco non fa male ai biancoverdi, lui che di norma fa il dirigente qui alla Pisana. Pascucci dalla distanza, il tap-in non riesce a Gallaccio, a pochi passi dalla porta, rischia tantissimo la Pisana. Allora Schiavon chiede palla a Iannotta, viene servito, pressato subito da Pascucci, deve tornare dal numero 11, chiede palla a Massari che viene servito adesso, il numero 8 cambia gioco con il sinistro, con i contagiri verso Iannotta, anzi no, Martinelli scusate, che va a servire adesso Iannotta che se la porta sul destro, non riesce a deviare Galassi, è il 2-1 della Pisana che in 6 uomini completa la rimonta. Gallaccio, Bruno, allora Pascucci, Bruno, Gallaccio, all'indietro per il numero 21 Aquina che scarica il destro, palo, il secondo legno per il Cottini questa sera. Dobbiamo rettificare dicendo che si sta praticamente
dobbiamo rettificare perché sta praticamente andando in scena a parti invertite quello che era successo all'andata al Ciriaci, vale a dire la Pisana si è presentata non in 6 ma bensì in 7 uomini, quindi c'è solo un'unità numerica inferiore rispetto al lancio per Iannotta che arriva tra le braccia del numero 1 del Cottini, Galassi. Adesso Pascucci che la gioca su De Vecchis, all'indietro ancora per il numero 7 che riesce a tenerla in campo, tornare ancora dal numero 14 che va al cross allontanato dalla Pisana per Iannotta che è tutto solo il controllo di tacco, però non gli riesce. Dobbiamo rettificare perché si sta praticamente sta andando praticamente in scena a parti invertite quello che era successo all'andata al Ciriaci, vale a dire la Pisana si è presentata con un solo uomo in meno. Nel frattempo Gallaccio mette a segno il 2-2, il pareggio del Cottini che adesso può pensare ancora a vincere. Allora Miozzi per il numero 10, ospite che la gioca su Martinelli, Ammassai, Schiavon cerca di non accelerare troppo la Pisana per non sfiancarsi in questi primi minuti, dovrà riuscire a gestire bene le energie per 50 minuti, poi il tiro da fuori nel frattempo del numero 10 Cecilia respinge Galassi, forse la tiene in campo Gallaccio, è così secondo il direttore di gara. Allora Ammassari esterno, capisce tutto Aquino che poi prova a servire Dorazio che viene fermato da Schiavon. Martinelli al momento quindi appaiata a 41 punti Cottini, Gem e Atletico Fiumicino, con il Cottini che sarebbe primo ad entrambe. Poi sotto al Gem ci sarebbe proprio l'Atletico Fiumicino, qui il lancio per Aquino, il lancio per Miozzi ovviamente, Aquino che è riuscito a tenerla in campo. De Vecchis, Bruno prova a riversarsi adesso il Cottini nella metà campo degli avversari, ci riesce, pallone giocato per Pascucci, dentro per Dorazio che la lascia passare con il sinistro, deve compiere un'ottima parata Filonardi. Ti servo ancora? Oh bello, ma stai qua a giocare, ho visto la macchina tua? Lo sai che perché non ti ho segnato, Gallaccio verso Pascucci che si coordina al volo, è buona la coordinazione, meno la conclusione però. Subito il lancio per Iannotta, siamo dall'altra parte, viene fermato il numero 4 da Bruno che va poi da Aquino. Pascucci si appoggia su De Vecchis, il numero 10 Dorazio prova a pescare il jolly, la serve per Gallaccio che la gioca dentro proprio per Pascucci che si era inserito, riesce a fare buona guardia alla Pisana che la gioca subito su Massari. Martinelli scambia con il numero 8, pallone di ritorno per il numero 15, accelera Martinelli, forse pensa al tiro, poi con l'esterno allarga per Schiavon, il numero 11 il diagonale sul secondo palo, sbuca come un rapace Martinelli e la sua doppietta e il 3-2 della Pisana. Partita equilibratissima, se non fosse che la Pisana sta giocando con un uomo in meno. Un po' di leggerezza forse in questi primi minuti per il Cottini che, avendo visto l'uomo in più, è entrata con una convinzione minore rispetto alla Pisana
che sapeva di dover dare il 100% per rimanere in partita fino al 50°, partita che non è ovviamente del tutto compromessa ora per i biancoverdi, che potrebbero tranquillamente riprenderla. Serve però una serenità mentale prima di tutto che di una buona prestazione. Cambio di gioco di Cecilia, lo sporca Pascucci, allontana Aquino proprio dove c'è il numero 7, ancora Pascucci, la porta il numero 7, ci prova ancora Pascucci che lascia poi a Dorazio a giro, è un gol bellissimo di Dorazio, pareggia ancora i conti il numero 10, è 3-3. Primo. A disposizione per Filoso c'è anche il numero 17 Volpi. Iannotta nel frattempo per Martinelli. Dentro per Cecilia. Schiavon. Iannotta. Filonardi. Parità ristabilita quando siamo arrivati al 21°. Allora si va ancora all'indietro per Filonardi che deve rinviare verso Iannotta, si gira, o almeno ci prova il numero 4 che viene fermato da Aquino. La porta, il numero 21 che calcia poi verso la porta, Filonardi in qualche modo riesce a respingere. Adesso ripartenza della Pisana con Ammassari che viene fermato però da Bruno, che va proprio da Dorazio che trova ancora l'angolino micidiale, il numero 10, torna ancora in vantaggio il Cottini, è 4-3. Schiavon. Martinelli. La porta il numero 15 che va proprio all'indietro nuovamente da Schiavon. Siamo al 22°, ne mancano 2:30 alla fine praticamente. Chiede palla a Massari che viene servito, adesso si trova sotto la Pisana, non contento Miozzi del suo controllo. Allora Bruno che va da Pascucci di nuovo per Bruno Alessio, ferma tutto a Massari, andando però la palla dove non c'è nessun compagno. Vittoria che, come abbiamo detto, permetterebbe al Cottini di salvarsi. Qui Gallaccio, ottimo il controllo, lo ferma però con il piedone Filonardi. Poi Aquino, De Vecchis, la porta il numero 14 che scambia poi con Pascucci, ancora De Vecchis con il destro sul secondo palo, come al solito c'è appostato Gallaccio che viene fermato questa volta però da Cecilia. Ancora la rincorsa di Gallaccio con il destro sul primo palo direttamente in porta, colpisce il terzo legno della serata il Cottini. Cecilia verso Ammassari con il tacco, lo ferma però il numero 6 Vasselli, subito Ammassari per Miozzi, questa volta riesce il controllo al numero 5 che la scambia con il compagno Schiavon. Arriva il triplice fischio adesso del direttore di gara, finisce 4-3 per il Cottini questo primo tempo. Ricomincia questo secondo tempo con il primo possesso affidato al Cottini che va da Dorazio con il sinistro,
entrato in campo Volpi, che ha subito l'occasione per raddoppiare le distanze tra le due squadre, non ci riesce il numero 17, poi il tiro di Dorazio è stato respinto da Filonardi, prova a ripartire da dietro la Pisana che sta soffrendo negli ultimi minuti già alla chiusura del primo tempo l'inferiorità. Qui Gallaccio, il diagonale sul secondo palo, Filonardi non riesce neanche a tuffarsi, è il 5-3 del Cottini che allunga le distanze e si porta sempre più vicina alla salvezza. Amassai, Iannotta, Schiavon scambia con Martinelli, ancora Martinelli, Schiavon, Iannotta, Cecilia, lungolinea verso Martinelli, respinge Galassi, ci riprova il numero 15, arriva il palo anche per la Pisana. Allora Alessio Bruno incespica sul pallone, riesce comunque a continuare la corsa il numero 15, andare da Dorazio, tripletta per lui questa sera. Sempre Bruno per Gallaccio. Tanto possesso ora per il Cottini che va da Volpi. Il velo per Gallaccio. Ancora Dorazio, se la risposta sul destro. Cercava forse un filtrante che arriva tra i piedi di Filonardi che va a lanciare per Iannotta. Non ci arriva il numero 4 sul pallone, o almeno ci arriva ma non riesce a tenerla in campo. Adesso Aquino per Bruno Alessio, lancio per Volpi che riesce, la tiene in campo il numero 17, la gioca poi con Vasselli. Bruno Alessio per Aquino, lungolinea, prova a fermare Cecilia, spera che arriva comunque al numero 25 Alessio Bruno che va da De Vecchis. Gallaccio in avanti, il pallone per Volpi che si appoggia su Bruno Alessio, questa volta ci arriva con la mano sul palo il numero 1 Filonardi e devia in corner. Sempre Alessio Bruno che va da Aquino. De Vecchis, palla sul destro, cerca il tiro verso la porta, poi si coordina al volo ancora Bruno Alessio. Filonardi, solito lancio in avanti per Iannotta, questo è diventato forse l'unica via per andare in porta della Pisana, che invece durante questa stagione tanto ci ha fatto divertire con le sue giocate palla a terra, con i vari Cesaro, Laurato e Ammassari. Questa sera però con un uomo in meno diventa difficile, mentre nel frattempo arriva appunto anche il 6-3 del Cottini, 4 gol per Dorazio che cala il poker sull'assist del neoentrato Volpi. Forse questa è la pietra tombale sulla partita. 6-3. Iannotta lascia Cecilia. Martinelli, Miozzi, ancora il numero 15 che va da Ammassai un po' statico questa sera, l'abbiamo visto, sicuramente cercherà anche di limitare i danni la Pisana, vale a dire evitare infortuni, squalifiche varie, che per quanto riguarda le squalifiche forse non dovrebbero neanche incidere in fase di playoff, per gli infortuni invece valgono sempre. Qui la girata di Miozzi, Galazzi che respinge, Gallaccio prende palla sotto la nostra postazione, prosegue la corsa, va a lanciare sul secondo palo per Volpi che viene anticipato in maniera sontuosa da Cecilia. Poi Martinelli, protagonista nel primo tempo con una doppietta che aveva regalato il pareggio e poi il vantaggio per la Pisana.
Ancora Martinelli, il destro per Miozzi che non riesce però a controllare. Allora Martinelli, il suo tiro ancora una volta ribattuto, ci prova Iannotta, fermato da Gallaccio. Adesso la prende con leggerezza la Pisana. Potrebbe essere proprio una possibilità per dilagare del Cottini. Filonardi si fanno dare ancora una volta per un ottimo intervento su un Dorazio che è scatenato e cerca il quinto gol. Miozzi tra le gambe di Volpi a giocarla su Cecilia. Il suo tiro cross si perde tra le braccia di Galassi. Siamo arrivati al 6° minuto di gioco, partita che a questo punto ha poco da dire. La Pisana cercherà di non finire in goleada, finì 7-5 all'andata. Qui Gallaccio riceve in aria, esce Filonardi e concede solo calcio d'angolo al Cottini. È rimasto a terra però Gallaccio, ci auguriamo nulla di grave, molto probabilmente però dovrebbe risolversi positivamente. Si tocca però il ginocchio Gallaccio, entra addirittura anche Filosofo all'interno del rettangolo verde. Il sinistro che va da Aquino, che la gioca per, che va a calciare, viene fermato da Massari. Il lancio nel frattempo su Iannotta, stop di petto, si gira il numero 4, deve però tornare indietro da Martinelli, lungo linea per Miozzi, il numero 5 d'esterno va a giocarla per Iannotta. Allora Massari calcia ma perde equilibrio sul terreno di gioco umido. Volpi, Dorazio, di nuovo per il numero 17 che arriva sul fondo. C'è Pascucci all'interno dell'area, decide di appoggiare invece su Bruno Alessio che serve adesso Dorazio, colpo di tacco per Pascucci di ritorno, adesso gigioneggia anche il Cottini all'interno dell'area di rigore. Bruno Alessio, Pascucci per Volpi, ci arriva lo stesso il numero 17 che prova ad andare sul destro proprio verso Pascucci che la gioca dentro, il tap-in non riesce per Dorazio, si salva sulla linea la Pisana. Allora Schiavon, Iannotta, di tacco addirittura il numero 21 Aquino, poi Ruggero a Massari, Miozzi, la girata, ferma tutto Galassi. 9 minuto di gioco di questa ripresa, il lancio per Pascucci che cerca addirittura un colpo di tacco, poi arriva da dietro Volpi, forse in gamba tesa, lascia proseguire il direttore di gara Schiavon, prova a superare il centrocampo, si arresta poi proprio sulla linea, torna da Iannotta che la restituisce al numero 11, si fa vedere Miozzi che si allarga molto bene, il numero 5 alza il pallone verso l'inserimento di Martinelli, ferma tutto però Pascucci, allora De Vecchis la porta avanti il numero 14, adesso Cottini che cercherà di amministrare questo vantaggio che, ripetiamo, regalerebbe alla squadra di Staibano la permanenza nella massima serie. Doppio tentativo di Volpi che calcia però su Cecilia, poi Bruno Alessio recupera tutto, il numero 25 se la porta sul destro, arresta il pallone, la gioca per Dorazio con il sinistro, Filonardi gli nega ancora una volta la gioia del quinto gol personale. Subito battuto il corner verso Alessio Bruno,
che va da Pascucci, il numero 7 la alza al limite dell'aria, ferma tutto Ruggero Ammassari, il numero 8 poi d'esterno va verso il suo compagno numero 10 Cecilia, pressato da Bruno Alessio, deve appoggiarsi su Martinelli, Schiavon, il numero 11 prova a tagliare il campo, ferma tutto Galassi addirittura con una mano sola, poi De Vecchis, Pascucci, Bruno Alessio di prima per Dorazio, il numero 10 riesce a girarsi, se la porta sul sinistro, poi si sposta sul destro, ma ancora da Volpi che si è inserito molto bene, troppo forte però il suggerimento per il compagno, ferma tutto allora Ruggero Ammassari che prova a riversarsi nel fronte opposto, Miozzi riesce a tenerla in campo, il numero 5 rientra sul destro, la gioca all'indietro per Schiavon, ancora Schiavon, palla sul destro, la gioca per Martinelli che va di nuovo da Schiavon, il tentativo di tiro da parte del numero 11 che si perde però sopra la traversa, difesa da Galassi. Dorazio, Bruno Alessio, Schiavon, ferma tutto Bruno Alessio, il numero 25 all'indietro per Vasselli, ancora Bruno Alessio, Volpi, Dorazio, Pascucci, De Vecchis dalla distanza, ancora Miozzi, ferma tutto Aquino, Pascucci, di tacco per De Vecchis, Dorazio il sinistro verso Volpi che la gioca per Pascucci, buono il controllo addirittura al volo, all'indietro di nuovo per Dorazio che va con il sinistro, Filonardi non ci sta e respinge ancora una volta il tentativo del numero 10 Ruggero Ammassari verso Iannotta, capito, ma fatta passare così. Aquino, Schiavon, Miozzi con due mani Galassi, Dorazio con il sinistro verso Pascucci, la porta è praticamente sguarnita, Pascucci la guida fino alla linea, 7-3 per il Cottini. Allora Schiavon, sarà interessante adesso vedere anche gli accoppiamenti per quanto riguarda i playoff, con una Pisana che è sì matematicamente terza, ma si giocano ancora tutto Testaccio, Code e Peperino, con stasera la partita fondamentale tra Roma e Peperino.
recupera tutto Bruno Alessio nel frattempo, che va da De Vecchis con il sinistro, pallone che rotola addirittura in fallo laterale. Sarà quindi rimessa laterale per la Pisana, con le mani verso il numero 4 Iannotta, che la gioca per Ammassari. Schiavon, Miozzi, Ammassari, cercano di fermarlo, quelli del Cottini non ci riescono, pallone che arriva allora al numero 11 Schiavon, che la gioca per Miozzi, prova a girarsi il numero 5, ci riesce, non serve però nessun compagno, allora lancio per Dorazio, che aveva forse pensato a un tiro in un primo momento, poi se l'ha portata sul sinistro, ancora Dorazio prova a spingere, arriva sul fondo Filonardi, respinge ancora una volta il tentativo del numero 10. Qui sbaglia tutto Dorazio, non riesce a tenerla in campo Volpi. Allora il numero 10 Cecilia verso Iannotta, non ci riesce il numero 4 a correggere la palla in rete, siamo ancora sul 7-3 quando siamo arrivati al 17° minuto di gioco, viene servito il numero 10 Dorazio, che è lasciato un po' in solitaria, deve allora tornare all'indietro e scambiare ancora con Bruno Alessio, poi Vasselli, Bruno Alessio, scusate, ritmi blandissimi in questi ultimi minuti di gioco, le due squadre sembrano pienamente appagate di quello che è il risultato attuale, forse l'unica eccezione è il numero 10 Dorazio, che sta cercando insistentemente il quinto gol personale, ha praticamente dato via ad una sfida con Filonardi, che per ora non gli ha concesso il quinto gol. Arriva invece il quarto gol, quello della Pisana, con il numero 10 Cecilia, che da pochi passi dopo l'assist di Iannotta fa 7-4. Bruno Alessio, Volpi, che torna da Bruno, allora Pascucci, De Vecchis, il numero 14 la gioca all'indietro per Bruno, che lascia a Volpi, entrato in questo secondo tempo, atteso 25 minuti al fianco di Filoso e Staibano e poi è stato schierato in campo. Allora De Vecchis, ancora Volpi, vertice dell'area, il numero 17 se la sposta sul sinistro, non riesce a rendersi pericoloso, allora Cecilia, Iannotta, di ritorno proprio per il numero 10, buono lo scavetto del numero 4, allora Iannotta con l'esterno direttamente tra le braccia di Galassi, che di controbalzo va a rinviare, pallone che arriva direttamente in porta a Filonardi, che restituisce il favore a Galassi, palla che si spegne alta però sopra la traversa, quando mancano 6 minuti alla fine di questo secondo tempo. Allora Pascucci, cambio di gioco su Volpi, all'indietro per Bruno Alessio, partita non intensissima, sono 3 le reti che dividono le due squadre. Qui prova di sfondamento Martinelli, che cerca di non sfracellarsi sulla rete che detta il perimetro a questo terreno di gioco. Alla fine è rimessa dal fondo per Galassi, che avrebbe dovuto rimetterla in gioco con le mani, viene fatto notare questo dal direttore di gara, e adesso Galassi va a giocarla con le mani per Bruno Alessio. Finisce quindi qui il campionato del Cottini, prosegue invece per la Pisana, che dovrà andare a giocarsi i playoff, sarà abbinata con la sesta del campionato.
Allora Schiavon, Cecilia, fermato il tentativo di Martinelli dal numero 17 Volpi, che poi va a cambiare gioco su De Vecchis, lasciato troppo spesso solo lì sulla sinistra. È proprio De Vecchis che pensa al tiro, non è la prima conclusione del numero 14, che non riesce però ancora una volta a trovare il bersaglio grosso. Adesso Cecilia per Iannotta a giro con una mano Galassi. Poi Volpi che va da De Vecchis, che pensa ancora al tiro, questa volta calcia su Schiavon. Cecilia allarga per Iannotta, dentro per Ruggero a Massari. 7-5 della Pisana, che la riapre forse a 3 minuti dalla fine. Stesso risultato finora dell'andata. E a proposito di corsi e ricorsi storici, la scorsa stagione la Pisana terminò a 10 punti sotto il risultato attuale di 7-5, che siamo sul 7-5, risultato quindi uguale a quello dell'andata per ora. E a proposito di corsi e ricorsi storici, la scorsa stagione il Cottini chiuse il campionato con 10 punti sopra la Pisana. Si gira Miozzi, riesce a segnare anche il numero 5, si porta ad una sola rete dal Cottini la Pisana, 7-6. Allora dall'altra parte De Vecchis non riesce ancora una volta . Miozzi, servito Cecilia, che va da Ruggero a Massari. Sempre Cecilia, esterno per Iannotta, all'indietro per Filonardi. Arriva adesso il triplice fischio del direttore di gara, 3 punti importantissimi per il Cottini, che permettono ai biancoverdi di salvarsi matematicamente.